Consigliere Anastasi, bilancio approvato, però lei ha votato no per un motivo ben preciso, ce lo può spiegare? Sì, il motivo è molto semplice, avevo individuato delle somme certe, quindi l'addizionale IRPEF che pagano tutti i catanesi che pagano le tasse e delle somme da trattenere da quello che viene fuori dal recupero della lotta all'evasione fiscale e destinarle il 3,5% rispettivamente alle famiglie disagiate con un capitolo che da anni è azzerato e agli istituti per i minori a rischio che vedono decurtato di ulteriori 500.000 euro il loro fondo e quindi resteranno fuori circa 300 bambini minori a rischio a Catania e ovviamente si possono profilare anche dei licenziamenti perché il personale non può reggere. Ovviamente mi è stata data una motivazione tecnica, non si è avuto neanche il confronto politico di votare in aula, ma è stato dichiarato addirittura inammissibile e non si capisce ancora il perché. La risposta non è assolutamente chiara perché dicono che dovevo individuare delle questioni tecniche come se io sono un tecnico e non un politico, perché avevo detto chiaramente da dove far diminuire il fondo e cosa aumentare e quindi automaticamente per me un bilancio che non tiene conto dei più deboli, degli ultimi e della prevenzione, perché aiutare i minori rischi e prevenire la microcriminalità e la macrocriminalità del futuro, per me non può avere il mio voto favorevole né ora e né mai. Mi attrezzerò affinché farò dalla prossima volta emendamenti ancora più blindati, ma sono sicuro che troveranno sempre un escamotage di fronte al fatto che non c'erano neanche i numeri in aula, perché questa maggioranza viene in bilancio con un bilancio previsionale a novembre che dovrebbe essere a gennaio e viene senza neanche i numeri, è scandaloso.